Think, pensa, lascia andare la mente, sentiti libero. Nella sala Palladio della Fiera di Vicenza va in scena Think, il primo evento di cultura politica degli ultimi anni in Veneto. Imprenditori, sociologi, giornalisti, scrittori, artisti, sportivi salgono sul palco come in una grande agorà per parlare in modo libero della città, del centro storico, dei quartieri. Ideatore è lui, il sindaco di Vicenza, e la sua Leopolda, chiamatela se volete Ruccolda. Ruccolda è un nome che hanno dato gli organizzatori, un po' per prendermi in giro, però la logica è la stessa, cioè quella un po' di avere un punto di riferimento che è un luogo dove pensare, confrontarsi, sviluppare idee e dare una visione di futuro della città che deve basarsi sugli elementi fondanti che sono la nuova agenda urbana. Suggestioni, strategie, visioni, tutelare il centro storico dove affondano le radici identitarie di Vicenza con la consapevolezza che gli spazi di modernità sono nei quartieri, fuori dalle mura antiche. È qui che dimora il futuro della città. La politica deve sfidare l'urbanistica, difendere l'ambiente, puntare su una mobilità innovativa che premia cittadini e aziende. La politica deve essere vitale, frizzante, dinamica, creativa. Vitalità è una città che nella sua storia, nella sua identità, in quello che ha realizzato, in quello che ha costruito, ha sempre saputo serbare sorprese per il futuro. E quindi è vitalità. Think, pensa, un'esortazione energica per risvegliarsi, perché il futuro inizia dalla riflessione che è il preludio del fare, dell'azione. Ma da oggi, da questo evento, Think diventa Open Think, un pensiero aperto, perché chiunque abbia l'ambizione di cambiare la città sia incluso, coinvolto, diventi protagonista. Dobbiamo ragionare attraverso un contenitore che è Open Think a il futuro della nostra città, però allargandoci ad altre persone che oggi magari si sentono fuori perché sono anche stanche della solita politica, ma possono portare un contributo. Quindi andiamole a prendere e facciamole lavorare con noi.